Una targa di riconoscimento è stata consegnata dal sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina al giovane Vincenzo Colapinto, un empedoclino di 20 anni che presta servizio militare in Marina ad Augusto, che nella zona caos ha salvato 2 persone, tra cui un bambino e una persona obesa tirata su con le funi, entrambi originari di Caltanissetta. Il bambino è sfuggito dal controllo della mamma, nel giro di pochi istanti è sparito nella battigia, finendo in mare a circa una decina di metri. Prontamente quindi l'intervento del bagnino, che nel giro di pochi minuti lo ha consegnato alla mamma. Da qui il segno del riconoscimento del sindaco Carmina al giovane. Oggi è una bellissima giornata, siamo qui per attribuire un riconoscimento a un giovane empedoclino che si è distinto e quindi lo consideriamo fra le eccellenze empedocline per il suo coraggio, la sua determinazione nell'aiutare gli altri, poiché a soli 18 anni nella stessa giornata ha operato 2 salvataggi, di un bambino molto piccolo nel 2019 tra l'altro e di un uomo invece poi piuttosto corpulento, avevo letto nel giornale 140 kg, e lui con le funi, perché stava annegando, è riuscito a trascinarlo a riva e a operare questo salvataggio. E quindi è giusto che noi, fra i tanti riconoscimenti dei giovani, soprattutto degli sport e di coloro che si sono distinti, attribuiamo questa targa a Vincenzo Colapinto, che oggi, pensate, ha soli 20 anni, è già in Marina dove presta il servizio militare attualmente a Augusta. Gli auguriamo che, se lui abbia voglia, di rimanere e anche magari di venire a prestare servizio qui nella sua città, ed è davvero con vivo orgoglio e soddisfazione che da sindaco, a nome di tutta la città, gli conferisco questo riconoscimento. Grazie. Grazie a te per essere d'esempio a tutti, che possa essere un esempio per tutti i giovani e anche dimostrare che grande forza, determinazione, coraggio e qualità hanno i giovani della nostra terra, che sono la più grande risorsa che abbiamo.